Una professoressa molestata dallo studente con mail, messaggi, tanto da sfinirla e costringerla a rivolgersi al centro antiviolenza. Ed ancora una mamma picchiata dal marito prima e dal figlio poi, ridotta a pelle e ossa, ma ancora con la forza di difendere quell'amore malato. Così, questa mattina, nella giornata internazionale contro la violenza alle donne, sono emerse storie drammatiche di maltrattamenti e molestie. In Veneto sono aumentati i casi di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare la propria situazione. Sono in aumento, certo, c'è comunque da tenere in considerazione come tipo di fenomeno a livello di denunce c'è un elevato numero oscuro. Sicuramente dipende anche dal mutamento sociale, il mutamento di coscienza anche da parte delle donne. I dati nella nostra regione registrano una diminuzione dei casi persecutori, questo grazie anche alla normativa anti-stalking, che passano da 746 del 2013 a 589 di quest'anno, ma si registra ancora un aumento delle violenze domestiche, anche vittime giovanissime, da 635 casi si è lievitati a 713 nel 2014. E dal centro antiviolenza La Magnolia, che opera nella provincia di Venezia e nel Veneto orientale, emergono storie drammatiche. La madre è stata accompagnata al centro e la signora ha espressamente dichiarato di non voler intraprendere nessuna azione legale in quanto il suo aggressore è un figlio. Un figlio con problemi di dipendenza che vive con la madre, la picchia, l'aggredisce, ma lei nonostante tutto non riesce ancora a denunciarlo. Così gli operatori stanno cercando di sottrarla al suo aggressore ospitandola in una struttura protetta. Una storia simbolo, fotocopia di mille altre che si consumano dentro le mura domestiche che troppo spesso non vengono alla luce. L'appello della psicologa del centro antiviolenza. Tante volte consigliamo anche alle persone vicine a chi è vittima di recarsi ai centri antiviolenza, proprio per acquisire le informazioni utili per poi supportare l'amica, la sorella, la vicina di casa o anche semplice la collega. Gli ultimi dati parlano di ben 765 persone nell'anno tra il 2012 e il 2013 arrestate o denunciate per atti persecutori, 735 per maltrattamenti in famiglia e 344 per violenza, numeri che fanno raggelare in un mondo dove le vittime sono troppo spesso le donne.